Io stavo guardando la televisione, a un certo punto ho sentito un rumore, sono scesa e ho guardato prima nel retro, dopo sono venuta nel davanti e ho visto uno su per le scale. Quando l'ho visto andare su per le scale le ho detto dove vai? Lui si è girato di colpo, a quel punto io sono scappata e ho urlato i ladri, i ladri. Stava guardando la finale tra Sinner e Alcaraz, come milioni di italiani, la signora Graziella, una serata tranquilla in casa da sola, accanto il filofiocco, alle 21, minuto più, minuto meno, l'incontro ravvicinato con il ladro che accanto a un complice aveva già in parte svaligiato l'appartamento del figlio e della nuora al primo piano. Sono attimi concitati, le urla dell'anziana mobilitano l'intero vicinato in questo angolo di Vascona di Carbonera in via Cardinal Callegari. Sono usciti i vicini di casa e uno ha chiamato subito i carabinieri e su affari di 20 minuti sono arrivati, insomma. Lei signora quanti anni ha? 85. Non ha avuto paura, non ha avuto paura, ha avuto sicuramente Volevo prontezza tirare di un riflettere. vaso di fiori, ma dopo a un certo punto, quando si è girato, mi sono presa un po' di panico e sono scappata. E mentre i ladri si dileguano tra i campi, a rientrare a casa è anche il figlio Giovanni accanto alla moglie e quest'ultima di fronte al caos a sentirsi male. E abbiamo dovuto chiamare il 118 perché appunto la moglie ha avuto un attacco di panico, vista la situazione che si è trovata, praticamente mancava il respiro e quindi abbiamo chiamato subito il 118. La donna viene portata per accertamenti al pronto soccorso per poi essere dimessa in nottata, ma lo spavento è ancora tanto. All'appello mancano un orologio e alcuni gioielli per un bottino di circa 3.000 euro. Non è il primo furto in verità che si registra in questa casa. Qualche anno fa un'altra razzia. Ormai non ci si sente più sicuri in queste zone, cioè non dico tutelati dalle forze, perché le forze dell'ordine per quanto poco tentano sempre di tamponare, però a questi ladri non danno delle punizioni esemplari. Rabbia, tanta rabbia, perché guarda, ormai non possiamo più su questa vita qua che mi fa sempre terrorizzare, sempre non si può muoversi fuori dalla porta, che viene sempre a sorpresa da Dio.